Alle 2:45 il corpo del piccolo Carlo Panizzo viene individuato e adagiato sul fondale vicino ai frangiflutti ad una profondità di 2 metri. Il rinvenimento reso possibile dalla strumentazione sonar in dotazione ai sommozzatori del 115. Ogni speranza si infrange contro la drammatica realtà. Sulla spiaggia cala un silenzio surreale. Le lacrime prendono il posto ai momenti allegri e spensierati. I bagnanti arrivano lungo questa barriera di scogli dove qualcuno lascia un gioco, una maglia, un pensiero, delle candele. Piange questo turista, ci dice che ha 2 figli e che viene in questa località da anni. Two boys. Sorry. Sorry. Lui, assieme a tanti altri bagnanti, si è tuffato alla ricerca del piccolo, una tragedia iniziata intorno alle 16. Carlo era in acqua, stava giocando, poi in un attimo non è tornato in superficie, momenti drammatici a cui hanno assistito numerosi turisti. La mamma era sulla riva, lei... Sì, era sulla riva la mamma è successo in un attimo, ecco. Quando abbiamo visto sbrazzare sono andati tutti, il soccorso è stato immediato, ecco, quello sì. Da locali si sono precipitati in acqua anche degli avventori. Un gruppo di ragazzi è corso fuori e si è tuffato. Poi la catena umana dei bagnanti nel mare insieme per cercare Carlo. Ce lo racconta il bagnino che ha chiesto aiuto anche ai turisti. Io ho sollecitato in più lingue ai clienti di tenerci per mano, cominciando io per primo, e siamo andati più avanti fino dove possibile, chiedendo ai bambini di non farlo perché l'acqua era comunque mossa, molto agitata. La gente ha risposto subito. Subito all'istante, e dopo, nonostante io fossi andato a fare comunque a sostenere altri aspetti, diciamo, del soccorso, hanno continuato a farlo in maniera autonoma. In quel momento nella zona c'era bandiera rossa. C'è la bandiera rossa perché era appena calato il vento di Bora, il vento da nord e da nord-est, e il vento stava calmandosi, ma la corrente era comunque molto forte e c'era risacca perché stava calando la marea, quindi c'era molta onda vicino agli scogli e molta risacca, quindi molto risucchio che continuava a portare le persone, o comunque in questo caso anche il sottoscritto o gli altri cercando il bambino verso il largo. Cosa può essere accaduto al bambino? Sappiamo che faceva dei tuffi. No, io so che il bambino era arrivato da poco in spiaggia, e so che poi non era più sotto la sorveglianza della madre per cause che non sta a me definire. Su quella spiaggia a Cavallino tra i porti è calato il silenzio di una tragedia impossibile anche da accettare.